Al telefono vado subito a dare il buongiorno al dottor Mauro Piga, direttore di un progetto molto interessante che si chiama Progetto Turrinia, che è un po' a voler agevolare attraverso l'offerta della rete e l'offerta ricettiva di tutti quelli che ovviamente vorrebbero girare per l'Italia, girare per il mondo, insomma, e da qualunque zona potersi accaparrare, che ne so io, la prenotazione in un albergo piuttosto che un'escursione, piuttosto che la visita guidata a quel monumento. Questo progetto Turrinia si occupa di tutte queste belle cose. Credo di aver perlomeno aperto la discussione in maniera corretta. Lo chiediamo al dottor Mauro Piga. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Allora, sì, è corretto. Ecco, meno male, più o meno. È corretto. Questa è la cosa importante. Allora, in maniera più approfondita invece andiamo a spiegare in che cosa consiste il progetto Turrinia. Lo faremo adesso con lei, con te, faccio prima darti del tu, se posso, e poi lo faremo con Antonio Deiana, che è l'assessore al turismo e relazioni di gemellaggio, alle 12:20, per parlare un po' di più della parte, diciamo, di legami, di partnership internazionali. Sì, allora il progetto è stato creato un partenariato che ha messo insieme 4 territori importanti tra Italia e Francia, e sono la Sardegna per l'Italia, la Sardegna, la Liguria, la Toscana per l'Italia e la Corsica per la Francia. In particolare per la Liguria abbiamo un partenariato formato da Porto Venere, da Forte dei Marmi per quanto riguarda la Toscana, da Bastia, l'agglomerazione di Bastia, quindi l'ufficio turismo per quanto riguarda la Corsica, e Palau come capofila di questo partenariato. Importante da segnalare che, poi ne parleremo magari, che la parte tecnica, il supporto tecnico del programma di cui poi parleremo è fornito, supporto tecnico tecnologico, anzi meglio, è fornito dal CRS4 di Cagliari, che è il centro di ricerche che ci ha supportato sulla creazione del partenariato, insomma, del progetto. Perché nasce un progetto di questo tipo? Come dicevamo, per dare modo a chiunque di usufruire di un'offerta ricettiva in qualunque zona si trovi di queste nominate. Esatto, sì, era di fatto la costituzione di una rete transfrontaliera di servizi turistici integrati, quindi quello che uno trova a Bastia trova le informazioni di Palau, o a Palau può trovare quelle di Bastia, e così per tutti gli altri territori. Quindi a Porto Venere uno può prenotare da una centrale di prenotazioni che sarà poi in funzione a regime alla fine del progetto, che dura 3 anni, può trovare la ricettività, le offerte turistico-commerciali da un punto per tutti gli altri, e da un portale internet ovviamente da tutto il resto del mondo. E questa è la cosa meravigliosa che appunto la tecnologia ci mette a disposizione, esatto. Anche perché è il perfetto intrecciarsi di opportunità e anche di scambi interculturali che altrimenti sarebbero comunque sempre distanziati da quei famosi chilometri di distanza. Esatto, sì, infatti questo è uno degli altri scopi, che è quello di armonizzare l'offerta turistica dei 4 territori, che hanno già una certa importanza di per sé stessi. Proprio, certo. Mettono insieme, armonizza, aggiorna l'esistenza attraverso un unico database di accesso, attraverso un sistema di georeferenziazione molto complicato ma molto utile, poi, per cui con un palmare uno potrà avvicinarsi al posto che interessa visitare in maniera del tutto tecnologica, direi, quindi riducendo le distanze culturali e operative fra aree di mare, che poi questo poi è alla fine il progetto del Turrinia, aree di mare che sono distanti ma possono essere poi vicine tra di loro utilizzando gli strumenti delle nuove tecnologie. Chiedo solo un'ultima cosa, Mauro, per capire i tempi di realizzazione di questo progetto, e quindi uno quando è che potrà andare su questo portale internet digitale per avere poi... Allora, il progetto dura 3 anni, dura 36 mesi. Nell'arco dei 36 mesi sarà messo sul portale, che c'è già in versione ancora sperimentale, ma all'interno del portale devono ancora essere caricate, lo saranno in questi mesi, tutte le informazioni armonizzate, perché sembrerà strano, ma ogni ufficio turismo ha le proprie, strutturate in un certo modo, quindi qua il CRS4 ci sta aiutando per renderle fruibili e leggibili da tutti e 4 i partner con lo stesso sistema. Quindi tutto questo finirà nell'arco di 36 mesi, è iniziato a febbraio di quest'anno, finirà nel febbraio 2013, quello è l'obiettivo finale. Speriamo.
allora che appunto tutto questo possa poi rendere sempre di più queste 4 zone, ma noi ovviamente parliamo un po' in maniera più egoistica della Sardegna, fino a farla diventare veramente una regione turistica come vorremmo e usufruibile per 365 giorni l'anno, perché questi sono gli obiettivi. Probabilmente anche con questo progetto si dà una mano a raggiungere forse questo è un tassello di quel progetto più generale. Certo. Approfitterei per aggiungere solo una cosa: domani mattina a Bastia, sempre nell'ambito del Tirrenia, è prevista una conferenza internazionale legata in particolar modo alla regione Corsica, ma al quale parteciperanno anche operatori di Palau, in particolare anche il presidente dell'Orsus, che è l'organizzazione che raduna, mette insieme gli operatori commerciali e turistici di Palau. Quindi una prima, un primo seminario di accesso, di lancio del progetto in terra francese, in Corsica in questo Molto caso. Bene. Allora, io ringrazio Mauro Piga, direttore del progetto Tirrenia. Per il momento ci fermiamo qui, poi magari più avanti ci risentiremo anche per dare aggiornamenti, però sicuramente alle 12:20 torneremo sull'argomento con l'assessore Deiana e quindi andremo a capire anche come è arrivata la ricerca dei partner, dei fondi, l'idea di questo progetto e tante altre cose. Grazie Mauro. Grazie a voi, buona grazie giornata. a tutti, un saluto a tutti, buona giornata anche a voi. Stamattina abbiamo parlato con il dottor Mauro Piga di un progetto molto interessante, il progetto Tirrenia, e questo progetto insomma darà modo a tanti che si troveranno in Corsica piuttosto che in Liguria, in Toscana e in Sardegna ovviamente, di potersi tramite la rete interfacciare e usufruire delle offerte ricettive che ci sono appunto in queste 4 zone dell'Italia e della Francia, perché appunto si tratta di Francia per la Corsica, Italia, Sardegna, Liguria e Toscana, ma questo è un progetto comunque molto ampio di interrelazione tra appunto Francia, Italia e Corsica e Sardegna, un progetto che riguarda anche l'Europa, un progetto molto direi accentrato e addentrato nel interfacciare quelle che sono le possibilità di interscambi sia culturali che ricettivi. Allora, per andare ad approfondire abbiamo al telefono l'assessore al turismo e relazioni di gemellaggio Antonio Deiana. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Allora, io ho fatto una sorta di preambolo, ma abbiamo parlato in maniera abbastanza tecnica con il dottor Piga questa mattina e il direttore del progetto. Esatto, il direttore del progetto. Adesso invece io vorrei un attimo spostarmi su come è nata l'idea, la ricerca dei partner, i fondi, insomma, per mettere in piedi questo progetto. L'idea, guardi, le dico subito, è nata dal fatto che le risorse non bastano mai, ora più che mai, e per cui ci siamo dovuti inventare questo sistema di finanziamento con un bando europeo, grazie alla conoscenza attraverso un mio collega della direttrice del Dipartimento Turismo di Bastia. Abbiamo coccolato quest'idea di fare qualche cosa assieme e finalmente, quando poi è stato pubblicato il bando, ci siamo sentiti, anzi mi ha contattata, e quindi siamo partiti da Bastia con Palau, che successivamente poi nella definizione del progetto è diventato il comune capofila. Bene. E abbiamo aggiunto altri partner proprio a completamento di quello che è il progetto Italia-Francia Marittimo, cioè Mar Ligure e Mar Tirreno, quindi Liguria con Porto Venere, Toscana con Forte dei Marmi, Bastia in Corsica e Palau in Sardegna, più un partner tecnologico che è il CRS4, come le avrà detto il dottor Piga stamattina. Certo. Però la ricerca di questi partner e comunque questo progetto, i fondi, insomma, non sono una cosa facile da tessere e mettere insieme. Le dirò che poi, in aggiunta a questi nomi che le ho citato, devo aggiungere anche il nostro partner consulente, che è la Ancitel Sardegna, che ci ha aiutato a perfezionare il tutto, facendo la domanda con i giusti requisiti e con i giusti contenuti, e quindi è stata accolta perché era evidentemente ben confezionata. Certo, insomma, le istituzioni hanno quel ruolo fondamentale poi di approvazione di un progetto, e ovviamente magari i progetti sono anche tanti, però quelli che potrebbero avere una valenza di sviluppo nel futuro anche di una regione come la Sardegna, attraverso poi i punti di contatto che abbiamo appena citato, sì. Insomma, questi meritano, no? Sì, sicuramente sì, anche perché come lei saprà, dal 2006 mi pare, quando sono state abolite gli enti provinciali al turismo, le aziende di soggiorno, noi avevamo sedi di azienda di soggiorno assieme alla Maddalena, è scomparso tutto, ci siamo dovuti arrangiare, ecco, per il termine giusto è proprio arrangiarci, e appunto per questo mancano le risorse. Bene, sono state istituite le STL, qui devo spendere una parola su questi enti territoriali privati come forma societaria,
che per quanto riguarda noi non ha funzionato minimamente. Meno male che noi non abbiamo fatto parte, pur essendo un paese costiero, turistico, eccetera, perché pare che abbiano consumato un bel po' di soldi in questi anni. Da allora ad oggi si parla di 1.700.000 euro più il capitale sociale che sarà stato di altri 700.000 euro. E in morale non si sa bene che cosa abbiano prodotto. Insomma, in Italia si sa purtroppo lo spreco dei fondi pubblici è all'ordine del giorno. Fa un po' rabbia, vista la situazione di crisi generale. Dovremmo essere molto più oculati, attenti, professionali. Addirittura in Sardegna riusciamo a perdere anche quei contributi senza neanche usarli, ecco. No, non è che no, attenzione, sono stati usati. Sì, in questo caso sì, ma dico in generale. Fare beni un po' materiali, ma soprattutto immateriali. A questo punto penso al fumo, io per esempio. Sì. Tanto no, naturalmente adesso ci ridiamo su, ma a me fa rabbia, perché voglio dire, non ne abbiamo fatto parte, come per dire, non abbiamo sprecato soldi, però lo dico con grosso rammarico, avrebbe fatto piacere invece a me come comune di farne parte in maniera attiva, produttiva, e ognuno dando il proprio contributo per un ente che funzioni e che promuova, pubblicizzi il territorio. Insomma, d'altra parte i soldi sono stati messi lì a disposizione per questo scopo. Ovvio. Allora viva il progetto Tirrenia e soprattutto viva la possibilità di poter usufruire attraverso questo mezzo tecnologico che è la rete, ovviamente, di quelle che sono le offerte, di quello che sono i servizi, e anche se non ti trovi nella tua regione, attraverso questi collegamenti andare a scoprirne delle altre, fissando già gli appuntamenti con qualche mese di anticipo magari. Sicuramente si potranno fare le prenotazioni online, come si suol dire, per queste 4 realtà che avranno una grossa visibilità. Chissà mai che tutto si allarghi piano piano anche a tante altre realtà, ovviamente come quelle che abbiamo citato. Grazie. Noi speriamo che si vada proprio in quella direzione. È ovvio. Grazie Assessore Deiana, Salutoni, buon lavoro. Grazie a voi.